Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, era impensabile perché in molti stavano aspettando il centrocampista, ma dopo che era arrivato Traoré, Ngonghe, Mazzocchi, Popovic che sta andando al Monza, ragazzi, quindi è questione di giorni. Il Napoli ha trovato l'accordo anche sulla base di Zerbin, quindi andranno tutti e due al Monza per 6 mesi. Parlo di Popovic, e poi Popovic deve rientrare nel progetto Napoli per la prossima stagione. Il Napoli piazza il colpo centrocampista ma anche difensore, ragazzi. Den Donker, signori, è belga, difensore e centrocampista dell'Aston Villa, ve l'ho detto, può fare il jolly. Classe 1995, 28 anni, ha la stessa età mia, 1,88. Signori, 1,88, però bisognerà vederlo un pochino, perché anche lui non è che abbia fatto così tanti minuti in questo ultimo campionato. Comunque ora ci andiamo a vedere le migliori giocate di questo ragazzo, sperando, continuo a ribadire, sperando che sia un acquisto giusto. Arriverà in prestito per 9 mesi, una cosa del genere. No, ora poi andiamo a vedere nel dettaglio se è diritto di riscatto o altre cose. Però voglio, il Napoli sta facendo mercato, sta facendo molto calciomercato in questo mese di gennaio, l'ha detto De Laurentiis. Occhio anche a Perez, poi ne parleremo. Ora andiamoci a vedere le migliori giocate di Den Donker. Ci siamo, Aiu, ci siamo. Allora, mentre scorrono le immagini noi vediamo, gioca nella nazionalità belga, come avete visto è già nel giro della nazionale, e questo potrebbe essere anche qualcosa di buono, ragazzi. Poi andiamo anche su Transfer Market. Quest'anno ha giocato poco, possiamo dirlo tranquillamente. Quest'anno ha fatto 8 partite con solamente un gol e poi ha giocato una partita nella Coppa di Lega inglese. Allora, molti stanno dicendo, è un buon giocatore con ottimo piede, ha fatto benissimo quest'anno nell'Aston Villa. Ragazzi, con 8 partite dubito che questo sia il vice Anghissà, se poi così lo vogliamo chiamare. Naturalmente secondo me andrà a giocare al posto di Caiuste, per forza, o Juve, perché è per logica andrà a giocare al posto di Caiuste. Anch'issa che potrebbe già ritornare a Napoli, ragazzi, perché ci sarà Nigeria-Camerun, no, Nigeria-Camerun, non vorrei dire una strozzata, comunque si affrontano Anch'issa contro... Questo è l'unico gol che ha fatto questa stagione. Vedete, gioca molto a centrocampo, davanti la difesa, lui gioca davanti la difesa, voglio. Dicono che abbia, scusatemi, buon passaggio e si vede, sa impostare, ecco. Questa cosa che può giocare anche in difesa, ecco, qui lo vediamo proprio impostare dalla difesa, ce l'ha. Aiu, ce l'ha. Questa cosa di impostare dal basso, naturalmente essendo anche difensore centrale, ed è difensore centrale, quindi occhio che potrebbe giocare anche al posto di Juan Jesus. Sarebbe clamoroso un'esclusione di Nathan a questo punto. Ora Nathan dovrà stare fuori un altro pochino, non penso stia fuori tanti mesi. E bella cosa hai fatto qui. Però sarebbe una bocciatura clamorosa per Nathan se Den Tonken, ragazzi, scusatemi se lo dico male, riesca a rubare il posto proprio di Nathan. Ecco, Nathan che dovrebbe essere il futuro di questa squadra. Allora, tu hai preso questo giocatore, ecco, vedi, prima è un difensore avanzato, diciamoci la verità, vedi, è un difensore avanzato, se proprio lo vogliamo proprio vedere questa sua lettura di gioco. Però c'è il destro che è tanta roba. Come il piede ce l'ha molto educato, vedi, gioca in difesa per la nazionale belga. Ce l'ha, Waiu, ce l'ha. Accidenti al cane, Waiu, tengo cane che abbaia in continuo, è una cosa allucinante veramente. Spero non si senta tanto qui nel video il cane che abbaia. Ce l'ha il ragazzo, poi ve l'ho detto, 1,88, 1,88 vuol dire tanto. Comunque andiamo a vedere su Transfer Market cosa dicono di questo ragazzo. Signori, eccolo qui, Den Docker, come detto,
classe 95, 28 anni, 1,88, belga, non voglio vedere, ho cambiato stanza perché col cane che abbaia in continuo è in un macello, vai giù. Allora, è atteso oggi per le visite mediche a Villa Stewart. Queste sono le statistiche di quest'anno del ragazzo. Come detto, ha fatto una singola partita in FA Cup, in Premier League 8 partite con un gol, pochi minuti giocati ragazzi, il 6% dei minuti giocati. In Carabao Cup ha fatto una partita in tutto. Allora, l'Aston Milan è in Europa League, sì, è in Europa League, perché mi segnala pure la Conference League, non lo so, comunque in Europa League gioca, questa è una cosa da vedere. Allora, lui può giocare mediano, centrale e pure centrale difensivo. Come vi dicevo, è proprio il suo loro adatto, è questo qui il centrale difensivo. Staremo a vedere il Napoli come se lo vuole gestire. Però ragazzi, io continuo a ribadire, questo ragazzo ha giocato poco, ha giocato veramente poco. Il valore più alto era 32 milioni, si parla del 2020, poi è sceso drasticamente il valore di mercato di questo giocatore, Allora, è destro, quindi in rosa dal 2022, scadenza del 2026, quindi nemmeno a dire è un colpo per il futuro che lo andiamo a prendere, no, perché tu lo vai a prendere per 9 mesi lo vai a prendere questo ragazzo. Questi sono tutti i minuti giocati quest'anno e lui ha giocato la bellezza di un totale di 395 minuti per un totale di 15 partite ed un gol. Ragazzi, 395 minuti sono pochissimi, sono veramente pochi. Con la nazionale belga ha esordito nel 2015, 32 presenze con un gol. Ragazzi, è un'incognita, io lo dico, il Napoli quest'anno sta facendo un calciomercato di gennaio, non dico discutibile, perché poi costa 11 milioni aggiornato al 2023, al 19 dicembre 2023, qualcosina l'ha vinta nella sua carriera, però non lo so, non lo so. Questi sono acquisti da fare, ma non per il futuro, perché se lo vai a prendere per 9 mesi significa che lui non lo vuoi riscattare, prestito secco, staremo a vedere, cioè loro te lo danno naturalmente, dicono no, se va a giocare lì al posto da Anghissà, perché Anghissà poi quando ritornerà dalla Coppa d'Africa, non vi aspettate che Anghissà sia subito titolare, ecco, di sicuro dovrà recuperare parecchio, anche dovrà recuperare. Staremo a vedere, se è un acquisto giusto si vedrà col tempo. Comunque, vai giù, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, ho molti dubbi, molti dubbi.